Lis contis des mans verdis, idee e tesch di Roberta Masetti. Il noglar, l'arbul che accompagnava la vita e la morte. Quando un al moriva, fur de parte di chiase, ammettevi un strat di ramas di noglar. Così, quando la casse e la save la chiesa da spode vegle, aveva di passare per ore dal Barsham, in che smur le anime var svute il viati per un buon viaggio, e non sa restonare in daur a chiese su. Perché chest alle il poder che si codeva calvessi noglar, o benché di vergi e sera la parte tra una dimensione e che altre, ma poteva anche aiutare il passaggio in diverse fasi di vita, come in questi altri casi, quando una fantate si maridava, il fornimento, componuto di blancherie, pagliette e picchiase, tutti e su, cusite e ricamate a mano, alvigneve mettuto una casse di len chiamate archie. La archie, chiamate suntunchiar, era pronte per arrivare lì de chiesa dal Novic, e che si faceva di solito la ioibe di sere, dove disprime de domenie de snoccis. Prima che la archie e passasse fuori dal portone di chiesa, la fantate e buttava sul chiaro une piccole cose, fatte di ramaccius di noglar, tanti auguri di buone fortune tal passaggio, da sta di fantate di femmine maridate. Stavano preparando gli gnocchi dal principe e la sposa e ieri arrivava. Mandi